Buongiorno squadra, se pensate che noi ci metteremo lì e vi racconteremo quanto sia meraviglioso possedere un furgoncino camperizzato, avete perfettamente ragione perché... E questo è appunto quello che cercheremo di fare, cioè arricchire il nostro canale aggiungendo dei video inerenti appunto alle uscite con il furgone, l'utilizzo della tenda da tetto. Siccome noi abbiamo più esigenze, ho pensato di creare una struttura completamente removibile al 100% in modo tale da poter settare l'abitacolo a seconda dell'escursione che noi andiamo a fare. Nel senso, se io vado a fare un'escursione di un certo tipo lo andrò a settare in un modo, se magari vado a fare un'escursione dove invece voglio portarmi ad esempio via la bici, in questo caso verrà settato in un modo completamente diverso in modo tale da poterci inserire la bicicletta. Adesso toglierò tutto quello che c'è qua dentro e poi lo rimonterò spiegandovi passo per passo qual è stata appunto la mia idea. Allora, per quanto riguarda la parte davanti del furgone è rimasto praticamente tutto quanto invariato e vi rimando al video dove vi spiego esattamente come è stata montata la radio e i vari accessori. I lavori che abbiamo fatto sono stati montare i subwoofer sotto il sedile guidatore, amplificatore sotto il lato passeggero, montaggio tweeter e abbiamo sostituito le casse con qualcosa di decisamente serio. Ora suona a bomba. Qui tutto è rimasto invariato, sulla sinistra troviamo la Bluetti e sulla destra troviamo il riscaldatore. Anche in questo caso vi rimando al video alla fine per spiegarvi come è stato installato tutto quanto. Un'altra cosa che abbiamo fatto posteriormente, abbiamo montato le stesse luci che c'erano davanti e devo dire che sono estremamente pratiche. Come vedete all'interno dell'abitacolo ci sono questi occhielli che io ho messo un po' ovunque perché mi servono per agganciare le varie cose. Come li ho inseriti nella struttura? Li ho inseriti nella struttura utilizzando questo attrezzo qui. Praticamente poi si acquistano queste bussole, sulla scatola c'è scritto chiodini filettati, vengono inseriti appunto nella carrozzeria e poi ci si può avvitare. Nel mio caso ho avvitato questi, ma ci si possono avvitare bulloni, ganci. Sono stati veramente utili per quanto riguarda la camperizzazione. Poi vi mostrerò l'utilizzo che ho fatto anche sulla struttura. Sul sedile posteriore ho montato le tasche della bus box e devo dire che ce le ho da 10 mesi e mi sto trovando veramente molto bene. Le ho caricate perché dentro ci sta veramente tantissima roba e tengono, quindi un prodotto di alta qualità che io vi consiglio assolutamente. Nel video precedente c'era ancora il cielo, io l'ho tolto, non mi davo pace, alla fine l'ho tirato via perché effettivamente occupava tantissimo spazio che poteva essere appunto utilizzato, quindi è stato tolto, io l'ho completamente tappezzato e poi ho messo appunto questa rete che ti permette di inserire dentro tantissime cose, maglie, piumini o semplicemente anche gli oscuranti dei finestrini che non sai mai dove metterli. Allora, come ben vedete ho tappezzato completamente il furgone, come vi ho detto ho tolto il cielo, ho utilizzato della tappezzeria da macchina appunto, no? Con il vellutino, vedete così, e come è venuto? È venuto, diciamo, cioè sarò sincero, io ho parlato anche con un tappezziere e gli ho chiesto se poteva farmelo lui e lui mi ha detto ma tu sei pazzo, è un lavoro impossibile, io queste cose qua non le faccio. Quindi suppongo che tutto sommato per essere la prima volta non è venuto neanche poi così malaccio, ecco. Come ben vedete la scatola porta oggetti è rimasta. Qua sono state montate due staffe su cui verrà fissata la prima parte della struttura. Allora, questa è la prima parte della struttura che viene fissata qua e viene fissata tramite le due staffe che vi ho mostrato con queste due rotelline, semplicissimo. Poi io cosa ho fatto? Ho fatto fare un pannellino che si toglie per poter prendere eventualmente le cose da dentro l'abitacolo senza dover uscire e aprire il portellone. Questo è molto comodo. Altre due cose che ho fatto è stato appunto tagliare qua in modo tale da poter prendere eventualmente le cose da qua
e ho fatto un altro buco lì sotto in modo tale da poter prendere eventualmente anche le cose da dentro. Ovviamente facendo poi questi tagli la struttura diventa anche più leggera. Seconda parte della struttura, il pannello che poi servirà per creare la prima piazza eventualmente per dormire, e combacia direttamente con la struttura sottostante in modo tale da diventare un pianale, oppure se io desidero appunto creare una piazza per dormire oppure un piano un po' più lungo, semplicemente lo alzo un pelino, lo faccio scorrere, qua ci sono due piedini che lo tengono su e mi diventa un pianale unico. La particolarità di questa struttura è appunto che noi possiamo in qualsiasi momento lasciarne a casa una parte e utilizzarne solamente l'altra. Come vedete in questo caso io sulla sinistra posso dormire e sulla destra ho la bicicletta che mi rimane dentro il furgone, quindi comodissimo, e questo sarebbe un primo settaggio. Allora, questo qua invece è il cassone che viene montato appunto qua sulla sinistra, inserito, come vedete è tutto quanto removibile, no? Cioè si può togliere, si può mettere. Questo qua è il cassone per poter mettere dentro le cose. Allora, qui dobbiamo un attimo soffermarci per fare una valutazione. Tenete presente che qualsiasi cassone voi fate vi porterà via spazio, perché comunque è una struttura all'interno di un'altra struttura. Per questo io ho fatto tutto removibile, perché nel momento in cui devo portare via tanta roba, tolgo il cassone, ma ho sempre un vano enorme dove posso buttare dentro dei borsoni grandi. E se io avessi una struttura invece fissa, come quelle che si vedono su YouTube, il carrellino che viene fuori con la griglietta, il lavandino, eccetera eccetera, per l'amor del cielo sono bellissime, sono fantastiche, niente da dire, però portano via una valangata di spazio. In questo caso noi quando usciamo a fare escursioni, zaini, borse, attrezzatura, cane, abbigliamento, il mangiare, cioè tanta roba, e tutte queste cose qua bisogna un attimino pensare dove mettere, perché avrete bisogno di spazio all'interno del furgone, e tutto questo spazio, questi cassoni ve lo porta via. Perciò una struttura removibile che vi permette di decidere, ok, voglio fare una cosa più comoda, fantastico, c'ho il cassone, metto dentro le cosettine, fantastico. Devo fare una roba dove mi serve portare via tante borse e tanto materiale, tolgo il cassone e c'ho un vano enorme dove ficcare dentro la roba. Questo porta via spazio, però questo è allo stesso tempo molto comodo. Ok, io lo so che molti di voi a questo punto diranno sì, ma quando sei in movimento sta roba qua ti balla avanti e indietro. Vi mostro come lo fisso alla fine del video. Andiamo avanti aggiungendo delle cose. Adesso io sto facendo una fatica immane, ma perché uno sono da solo e due perché non avevo voglia di svuotare tutto quanto. Però anche così è abbastanza semplice. E questa qua è la seconda parte della camperizzazione. Allora, anche questo qua è removibile. Perché l'ho fatto removibile? Perché mi permette di scorrere, nel senso che se io devo prendere qualcosa dall'esterno, lo tiro un po' in avanti e prendo le cose dall'esterno, ma se io devo prendere delle cose dall'interno, cioè dall'altro portellone, semplicemente io lo spingo in avanti e prendo le cose dall'altra parte. Tutto questo avrà un senso nel momento in cui vi mostro i pannellini che metto sopra. Per completare il pianale abbiamo questi due pannellini. Allora, uno va qua e l'altro va qua. Bene, perfetto. E così abbiamo la seconda parte del pianale. Voi vi chiederete perché non hai messo una cerniera, perché è più comodo così, nel senso che comunque questi non si muovono, ma possono essere rimossi o possono essere addirittura
utilizzati come piano per poter preparare ad esempio e cucinare. Tutto quanto removibile, tutto removibile. Allora io lo rimetto qua, cloc, e questo lo infilo qua dentro. Stessa cosa questo, io lo posso alla sera, siamo dentro dalla parte di qua, io questo qua lo posso togliere, lo posso appoggiare qua e qua abbiamo tutta la comodità per poter prendere le varie cose. Bene, questo cassone qua l'abbiamo fatto con i separatori a ghigliottina. Perché a ghigliottina? In modo tale da poter creare lo spazio che ci serve, cioè ci servono degli spazi stretti, mettiamo su tutte le ghigliottine, ci serve un po' più di spazio, togliamo via una e si crea uno spazio più grande, ci serve il cassone completamente vuoto, togliamo tutte le ghigliottine e abbiamo il cassone completamente vuoto. Il fatto di avere vari spazi ci permette di organizzare bene appunto questo cassone. Allora, ultimo elemento che completa appunto la camperizzazione è questo pannello che è inserito così, ci permette di avere un piano dove mettere un materasso, eventualmente dormire in caso non si possa aprire la tenda. Allora, tutto questo io l'ho fatto, ma noi abbiamo la tenda da tetto sopra e quindi al 99% delle volte dormiamo sopra. Però, come dire, creando una struttura di questo tipo ti dà la possibilità di avere l'opzione in più in caso che, no? E siccome quando si va fuori in libera e in caso che è dietro l'angolo, ho pensato appunto che questa sarebbe stata la soluzione ideale, oltre al fatto che ogni elemento poi si trasforma in un'altra cosa e adesso vi spiego in che cosa. Per esempio il tavolino di destra, se noi lo togliamo, può diventare un comodissimo punto di appoggio dove possiamo fare tante cose, quindi ha una seconda utilità. Allora, lo stesso tavolino, aggiungendo due gambe, scusate ma cioè, queste robe sono un po' sfigate, aggiungendo due gambe diventa il tavolino su cui noi alla sera poi mangiamo. Io ci tenevo a mostrarvi appunto questa camperizzazione perché siamo vicini all'estate, insomma so che tutti quanti più o meno sono lì ormai che stanno facendo i lavoretti e magari insomma qualcosina vi potrebbe tornare utile. Per spiegarvi l'uso pratico di questi occhielli utilizzerò il pannello davanti, cioè questo. Allora, intanto avvitiamo tutti gli occhielli, una rete elastica che andiamo a fissare ai vari occhielli e qui quindi abbiamo la possibilità per esempio di mettere degli zaini in questo modo qua. Quindi si possono mettere gli zaini, ma si può mettere qualsiasi altra cosa, si possono mettere delle coperte, si possono mettere dei sacchi a pelo, cioè la mia idea era appunto di creare una realtà che potesse essere sfruttata in vari modi, no? Mentre vi sto mostrando la camperizzazione del furgone, io comunque voglio ricordarvi che siamo Trekking Friuli Venezia Giulia. Sul nostro canale trovate un sacco di uscite, dalle più semplici a quelle più complicate, le ferrate. Incominceremo a inserire ovviamente anche video inerenti al furgoncino, alle uscite con la tenda da tetto, eccetera eccetera. Se avete piacere di venire a visitare la nostra bellissima regione, iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi vi torneremo utili. Ma adesso torniamo alla camperizzazione. Appunto quello che vi dicevo, no? Il fatto che sia scorrevole, io da dentro tiro in fuori e prendo tutte le cose che mi servono, è estremamente comodo, poi lo rimetto in dentro, fatto. Altra cosa, appunto qua la botolina, io tolgo e posso prendere le cose qua dentro, anche questa molto comoda. Una volta fatta la struttura, la mia domanda era: ma la parte sopra come la sfrutto? Perché c'è veramente tantissimo spazio, solamente che in movimento, se io metto delle cose, queste mi vanno a destra e a sinistra. Quindi ho pensato a questa genialata, cioè io sono
di questa cosa qua sono super felice e adesso ve la mostro. Allora, siccome non era intenzione mia quella di aggiungere un'altra struttura rigida, ho pensato di creare una sacca che viene fissata appunto a questo pannello tramite 4 viti e dentro questa sacca appunto ci si può mettere qualsiasi cosa. Adesso la mettiamo su. L'ho fatta fare su misura, no? Allora vi mostro subito. Quando è chiusa, praticamente non occupa alcun tipo di spazio. Poi una volta che l'apriamo, qua dentro ci sta il mondo, ci sta veramente il mondo. La avvito e poi la riempio. Allora, cambio del look non per fare il figo, ma perché ho sbagliato alcune impostazioni di video e adesso vi faccio vedere la capacità del sacco, un attimo. Veramente, potete mettere qua dentro di tutto. 1, 2, 3, 4, 5. Qua ci sta ancora altra roba. E questa è la capacità di questo saccone, veramente potete metterci una valangata di cose. Giustamente adesso vi porrete la domanda, ma se durante il viaggio a me questo saccone non serve, come lo metto via? Semplicissimo. Allora lo arrotolate facilmente, così. Fascia elastica, così. Ecco, questa qua è la dimensione del sacco, vi renderete conto che vale la pena tenerlo, nel senso che comunque avete la possibilità di avere veramente tanto spazio di immagazzinamento. È super resistente, e io l'ho provato in movimento, non si muove di 1 millimetro. Almeno così posso sfruttare la parte superiore della struttura. Ma adesso passiamo alle 2 parti laterali. Cosa mi sono inventato? Ho guardato un po' in giro sui vari siti delle borse che vengono messe sui finestrini, ma non mi convincevano. Avevo le vecchie borse da moto e ho pensato di riutilizzarle, anche perché le borse da moto sono super resistenti e super capienti. Chi va in moto ed è motociclista lo sa benissimo. Quindi ho pensato di fare questa cosa qua. Adesso ve lo mostro, un attimo, Ho pensato di utilizzare le borse della Givi, che sono super capienti, hanno un sacco di tasche e ci si può mettere assolutamente di tutto. In questo caso qua abbiamo messo dentro il pentolame, ma ci stanno ancora tante altre cose, il tagliere, eccetera eccetera. Un altro motivo per cui abbiamo scelto di utilizzare le borse serbatoio è in caso noi dovessimo fare una vacanza dove abbiamo prenotato una stanza, per portare le nostre cose dal furgoncino alla stanza ci servono delle valigie. Quindi o abbiamo delle valigie che andrebbero ad occupare ulteriore spazio all'interno del furgone, o altrimenti possiamo utilizzare queste qui, che sono delle valigie normali da portare appunto in stanza, comodissime. Ovviamente togliamo quello che c'è dentro e ci mettiamo quello che ci serve. Noi queste qua le abbiamo fissate al furgone in questo modo. Sfruttando appunto questi occhielli, noi le fissiamo così. Le sollecitazioni sono ammortizzate appunto da questi elastici. Se, come vi avevo detto,
ci serve la valigia che dobbiamo andare in albergo, si sta un secondo, si tolgono e io ho la valigia pronta con dentro la mia roba, comodissima, ci metto dentro tutto e vado in albergo, tutto qua dentro, fantastico, no? Poi sempre utilizzando gli occhielli abbiamo preso queste borse dove abbiamo messo insomma le nostre cose, anche qua una e due. Noi mettiamo questo borsone della Dunlop e poi abbiamo preso queste borse della Front Runner che ragazzi sono esagerate, sono fighissime, tengono tanta roba, sono fatte veramente molto bene e le stiamo usando tantissimo. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, stessa cosa, ho messo degli occhielli, qua c'è un elastico che va ad attraversare tutto il veicolo e così è bloccato. Vi assicuro, non si muove nulla. Quindi vi chiederete, ma con un veicolo in movimento questo cassone qua si muove? No, perché viene fissato in modo molto semplice con un elastico che viene tirato e si ferma, si fissa a questo, e questo elastico qua non permette di far scorrere appunto questo cassone, cioè non si muove. Per quanto riguarda invece l'altro cassone, sotto io ho messo la borsa degli attrezzi per l'auto, no? Che è questa qua, no? Dove tengo tutti gli attrezzi per l'auto, e questa in automatico va a riempire lo spazio che c'è fra il cassone e appunto la struttura, e quindi non può assolutamente retrocedere quando il veicolo è in movimento. Allora, conclusioni finali. Qual è la camperizzazione perfetta? La camperizzazione perfetta è quella che va a soddisfare ogni singola persona. Quindi quello che ho fatto io non è detto che vada bene a voi, però sicuramente potreste trovare delle idee da applicare sul vostro mezzo. Io spero di essere stato abbastanza bravo nel spiegarvi quello che ho fatto e spero che abbiate capito il perché l'ho fatto, appunto l'idea di poter smontare una parte per poter utilizzare il furgone in un determinato modo piuttosto che in un altro. Per noi risultava estremamente pratica, però non è detto che magari voi montate qualcosa di fisso e siete felicissimi, cioè va benissimo. Noi abbiamo pensato appunto di fare così. A me serviva una situazione dove potevo togliere delle cose per metterne delle altre, eliminare una cosa, aggiungerne un'altra, in modo tale da personalizzare il furgone a seconda dell'uscita che io vado a fare. Sono molto orgoglioso del lavoro che ho fatto, non l'ho fatto da solo, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano, ripeto, io non sono bravissimo manualmente, quindi una parte, quello che sono riuscito, l'ho fatto da solo, un'altra parte ovviamente ho chiesto un aiuto anche a professionisti, sono stati bravissimi, sono soddisfatto di tutto quello che è stato fatto e adesso non resta che prendere e partire. Farò dei videini in modo tale da tenervi aggiornati. Venite a trovarci, il Friuli Venezia Giulia è una regione meravigliosa che va scoperta, assolutamente. Noi vi aspettiamo. Alla prossima, grazie a tutti.